Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Inferno, canto quinto. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che nel luogo cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo c'avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi giù son volte. «O tu che vieni al doloroso ospizio», disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, «guarda com'entri e di cui tu ti fide, non t'inganni l'ampiezza dell'entrare». E il duca mio a lui, perché por gride, non impedire lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Or incomincia le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote, io venni in luogo d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungono davanti alla rovina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi ch'ha così fatto tormento, enno dannati i peccator carnali che la ragion sottomettono al talento, e come gli stornei ne porta all'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi venir traendo guai ombre portate dalla detta briga, perch'io dissi: «Maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga?» La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli allotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. Elle Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. E poi è Cleopatras lussuriosa, Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo, vedi Paris, Tristano, e più di 1000 ombre mostrommi, e nominommi addito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito, nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Io cominciai: «Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri». Ed elli a me: «Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che imena, ed ei verranno». Sì tosto come il vento a noi li piega mossi la voce: «Oh, anime affannate, venite a noi parlar s'altri non niega».
quali colombe dal disio chiamate, con l'ale alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove è dido. A noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguati sui. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte, quand'io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tendi basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lanciolotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante. Questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade.